La cosa già certa è che negli alberghi di Venezia sarà un settembre da tutto esaurito. La mostra del cinema guida la ripartenza del turismo in città. E ora con la mostra del cinema inizia l'alta stagione, l'altissima stagione veneziana che è costituita da settembre-ottobre. Per settembre possiamo assolutamente dire che saremo vicini al tutto esaurito, tassi di occupazione molto alta, ottimi prezzi. Per ottobre un grande punto di domanda dovuto alla pandemia, perché se la pandemia riprende in maniera forte, pare che sia un virus invernale e quindi particolarmente insidioso in questo periodo, se ricominciano i divieti, i blocchi e via dicendo, è evidente che per Venezia ottobre non sarà un mese di grandissima soddisfazione né economica né in termini di numeri di turisti. Ma speriamo che non sia così. Preoccupa soprattutto l'aumento esponenziale dei costi. Dunque, dopo l'appello dei vetrai, artigiani e aziende, parte anche la richiesta degli albergatori al governo. Sono aumentati i costi del gas e dell'elettricità del 300%. Ma la cosa più preoccupante non è tanto l'aumento del gas e dell'elettricità, quanto il fatto che tutti i fornitori degli alberghi aumentano a loro volta i prezzi, quindi aumentano i prezzi coloro che si occupano della pulitura delle biancheria e aziende energivore e quindi colpite particolarmente da una bolletta feroce e dall'altro lato aumentano anche chi si occupa della fornitura di beni, servizi, colpiti tutti dall'inflazione. Lo sappiamo come cittadini, lo viviamo sulle nostre tasche e quindi tutto quello che noi subiamo nelle nostre tasche è decuplicato per le imprese. Speriamo che ci sia la possibilità di risolvere il problema, è chiaro che è un problema di carattere mondiale, non è un problema che si risolve a livello locale, però un intervento forte da parte del governo tagliando accise, tasse e via dicendo potrebbe essere molto molto utile